Ne usciamo molto sconcertati, in quanto l'azienda, pur avendo avuto la proposta di un nuovo acquirente che avrebbe preso sia la produzione che i lavoratori, l'azienda ha risposto che non è attendibile e che quindi per loro vale ancora il progetto legato a novembre 2020, quello cioè della chiusura di tutti il personale, circa 100 persone coinvolte. Ne siamo usciti molto amareggiati e abbiamo chiesto il tavolo istituzionale al Mise. Sul piede di guerra gli esponenti sindacali CGIL, CISL e UIL, dopo la notizia da parte dell'ABB di Marostica di non cedere l'attività ma chiudere lo stabilimento lasciando a casa un centinaio di lavoratori. Si rivolgono direttamente a Roma, non riescono a capire il comportamento della ditta e sono pronti a tutto. A noi resta che andare dai lavoratori e chiedere un mandato per il proseguimento dell'agitazione per avere quelle risposte che non è stato in grado di darci fino ad oggi e che vorremmo sapere e che i lavoratori vogliono sapere. Un voltafaccia, dicono, fatto dall'azienda. Fu la stessa azienda a ritenere l'imprenditore un imprenditore serio al momento in cui il 21 maggio ha ricevuto la formalizzazione della proposta. A questo punto riteniamo che ABB abbia avuto queste intenzioni sin dall'inizio e che abbia preso in giro i lavoratori, dato che qui stiamo parlando, e non ce lo dobbiamo dimenticare, del posto di lavoro di questi lavoratori e quindi della loro vita, abbia preso in giro le organizzazioni sindacali che li rappresentano e la regione stessa. Totalmente in linea con le sigle sindacali, l'assessora regionale Elena Donazzan. E oggi c'è una proposta di acquisizione che noi riteniamo non possa essere non considerata. Chiediamo invece che ABB consideri questa proposta di acquisizione, che ci sia lo spazio per entrare nel merito e trovare le giuste soluzioni.